Oggi si è scelto Racalmuto proprio per ricordare i tanti caduti, il giorno della liberazione, un giorno sicuramente di grande importanza, da cui tramandare anche il messaggio ai tanti giovani. Sì, e la loro presenza testimonia che il messaggio è vivo, attuale, e dovere nostro è portarlo avanti. Tra l'altro Racalmuto, come anche la Sicilia, ha dato i natali e si è sacrificata anche nella resistenza. Qui vantiamo un partigiano medaglia d'oro, morto a 20 anni, Luigi Pensillo, un altro, Luigi Scimè, gente che a 20 anni è partita per conquistare la libertà. È importante ricordare, ma è importante anche e soprattutto proiettarsi nel futuro. Oggi dobbiamo recuperare quello spirito, quella intraprendenza e soprattutto quella concordia che ha fatto sì che la resistenza liberasse l'Italia e soprattutto che quel movimento culturale poi creasse la Costituzione più bella del mondo. A quello ci dobbiamo ispirare per cambiare le sorti del nostro Paese. Un momento importante, oggi anche Ettore Rosato ha voluto essere qui presente alla Festa della Liberazione a Racalmuto. Sì, il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani. Quest'anno ho pensato di festeggiarla qui in Sicilia con un particolare significato, in questa bella piazza con tanti ragazzi e tanti giovani che esprimono un grande amore per il loro paese, un grande amore per la nostra libertà che va sempre ricordata, è stata conquistata con fatica e col sangue. Anche Ioppolo vuole essere presente come ogni anno a questo momento di ricordo di tutti i caduti nella resistenza. Ioppolo poi, come poco fa ha detto, organizza ogni anno questo momento di incontro con tutte le autorità, con tutti per manifestare per la legalità e per difendere quelli che sono i principi della nostra democrazia. Oggi ci siamo, c'è una grandissima presenza di tutti i sindaci, di tutte le autorità, perché bisogna ricordare e commemorare questa giornata che è una giornata grandissima per quella che è la democrazia italiana.